il recordamone vedo che non arriva, ma non è una novità. Quindi con oggi la lista civica Città dell'Emene si ripropone alla collettività di Portogruaro per le imminenti elezioni del 28 e 29 di marzo. Dopo una apparizione e un'interruzione delle ultime precedenti amministrazioni che come avete saputo si sono interrotte con l'arrivo del commissario, per me sinceramente si poteva fare uno sforzetto per cercare di evitare quanto più possibile il commissariamento, anche perché i cittadini hanno bisogno, visto che comunque avevano espresso un voto in maniera così disomogenea. Sarebbe stato preferibile che le forze maggiori in campo avessero trovato una cosa, un pax vivi per un certo periodo e dopodiché in maniera condivisa sciogliere quello che era il Consiglio Comunale e comunque arrivare alle elezioni del 28 e 29 di marzo. Bene, come ho appena accennato, noi riprendiamo il cammino che si era interrotto con le ultime amministrazioni, riprendiamo il cammino, e approfittiamo oggi di questa conferenza stampa con quello che era sempre stato il nostro spirito, in completa e totale autonomia. Per fare questo abbiamo anche fatto un grande lavoro di rinnovamento interno alla squadra, abbiamo creato praticamente una rivoluzione, della vecchia squadra è rimasta ben poco, tra i precedenti e i nuovi candidati abbiamo coinvolto circa una quarantina di persone, non è che quelli che non ci sono più, tranne alcuni casi, ci abbiano lasciati perché non condividevano più i nostri ideali, perché cito alcuni, uno è andato a lavorare in Inghilterra, uno è andato a lavorare nel sud-est asiatico, altri sono stati trasferiti per altri motivi personali e no, sta di fatto sostanzialmente che abbiamo completamente rivoluzionato una squadra. Quindi tra i vecchi e i nuovi in lista e collegati che fanno parte del laboratorio della nostra squadra di lista civica abbiamo comunque una quarantina di persone che comunque bene o male danno un contributo continuo fino alla manifestazione del voto. Questa lista, l'ho detto l'anno scorso e la ripropongo quest'anno, non è un partito, non vuole essere un partito, è un insieme di persone che si portano avanti per proporsi con degli intenti di dare un contributo alla collettività di Portogruaro. Successivamente è nostra intenzione, allora come adesso e in prospettiva futura, non sciogliere questa lista civica, questo movimento, ma far sì che comunque ci sia un momento di incontro anche in prospettiva futura, perché siamo convinti che assieme, e abbiamo avuto anche la dimostrazione di cosa si può fare quando ci sono tante persone che hanno tante idee, tanta volontà e soprattutto tanto spirito di sacrificio per poter contribuire compatibilmente con gli impegni del lavoro e della famiglia, per poter dare un contributo secondo me anche di novità nel panorama del palcoscenico politico di Portogruaro. Noi pensiamo, anzi siamo sicuri di avere due profonde ricchezze, persone con grande volontà e con grande ricchezza di idee. Magari saremo poveri di finanziamenti, ma sugli altri due sicuramente non siamo secondi a nessuno, anzi forse saremo per certi versi un passettino avanti. La dimostrazione è che nel nostro piccolo non abbiamo mezzi finanziari e quant'altro, non abbiamo mezzi per acquistare, chiamiamola comunicazione, l'unica cosa che abbiamo sono questi nostri manifesti alle spalle, questi sono gli ultimi due, gli altri due sono usciti un mese fa e di conseguenza oltre il nostro continuo quotidiano rapporto con le persone e quello che sarà soprattutto più intenso in questo mese, ultimo mese e mezzo che si va al voto, diciamo che la nostra ricchezza di immagine per adesso è solo ed esclusivamente subordinata ai manifesti. La lista in questo caso rappresenta tutte le fasce sociali, dallo studente al dirigente, dall'ingegnere al professionista, tutte le fasce sociali sono rappresentate con circa il 30% anche di rappresentanza femminile, rappresenta tutto il territorio e questa è una grande novità per noi perché l'anno scorso avevamo qualche difficoltà, quest'anno invece siamo riusciti a colmare quello che erano le frazioni, cioè la periferia di Portogruaro, quest'anno siamo riusciti quasi integralmente a completare anche quello che era una nostra, chiamiamola piccola lacuna, d'altronde una lista civica che si presenta per la prima volta, non è facile trovare gente che si impegna, anche perché noi vi posso garantire che non abbiamo nulla da garantire, né poltrone né incarichi, solo di poter lavorare in perfetta
simbiosi tra di noi, in perfetta armonia, in perfetta serenità. Altre cose non abbiamo da promettere, quindi chi si avvicina a noi è solamente e esclusivamente per spirito volontario e, se mi permette, anche di sacrificio.